Quelli che vi stiamo mostrando sono alcuni contenuti di una chat riservata di WhatsApp della quale fanno parte i sindaci dei comuni catanesi interessati dall'emergenza blackout, acqua e luce. Nella stessa chat sono inseriti anche i responsabili dei gestori idrici e i tecnici dell'Enel, la prefettura e i responsabili della protezione civile. Nelle intenzioni la chat avrebbe dovuto snellire le comunicazioni tra tutti i soggetti interessati per velocizzare gli interventi su ogni singola criticità sul territorio. Di fatto la chat si è trasformata in pochissimo tempo in uno sfogatoio dove i sindaci vengono rimbalzati dal gestore dell'energia, ma i ritardi negli interventi costringono i comuni a fronteggiare un'emergenza che gli sfugge di mano. Ho 2 quartieri con distacco da oltre 60 ore, stanno venendo al comune a protestare, scrive il sindaco Corsaro di Mister Bianco. È impensabile lasciare la gente senza corrente elettrica. Noi per questo abbiamo denunciato la redistribuzione, ma non è finita qui. Quando passerà il momento della crisi, noi assolutamente pretendiamo che sia il governo che la governance di distribuzione insieme ai comuni decida e presto il miglioramento delle infrastrutture elettriche. Ho mezza città senza energia elettrica, commenta ancora uno dei sindaci. Le persone si aggrappano ai sindaci, a tutti noi, per sapere cosa sta succedendo e cosa si prevede per il ripristino. Non siamo stati in grado di dare nessuna informazione. Chiaro che la popolazione sta vivendo momenti di esasperazione, per noi sindaci non è facile continuare a prestare assistenza ai nostri concittadini, per cui l'appello che noi rivolgiamo è quello di cercare di, nel più breve tempo possibile, ripristinare queste forniture, perché davvero viviamo momenti critici ed emergenziali. I cittadini sono esasperati, si rivolgono al sindaco, ma anche noi siamo esasperati. All'interno di una chat che coinvolge tutti i sindaci della provincia di Catania lanciamo gridi d'allarme, ma è una situazione davvero difficile. Però ci siamo e proviamo a fare la nostra parte. Una situazione decisamente sfuggita di mano che in alcuni casi ha portato i sindaci ad avviare azioni legali contro l'Enel. La preoccupazione di tutti però riguarda il futuro. Se i gestori non adegueranno gli impianti idrici, al primo distacco i comuni saranno nuovamente senza acqua. Per quanto riguarda l'Enel, le cause stanno emergendo. Erano cause che già facevano parte di un preciso protocollo operativo dell'Enel che individuava nel possibile scioglimento dei giunti per effetto dell'aumento delle temperature la causa di questi disservizi che oggi stiamo constatando. Ci saremmo attesi, proprio in ragione della conoscenza del fenomeno, che intervenissero con più tempestività. Adesso i disservizi riguardano 3-4 mila cittadini rispetto ai 30 mila che abbiamo toccato di picco, ma io penso e mi metto nella pelle di ciascuno di questi 3-4 mila ed è una condizione intollerabile. La situazione si dovrebbe risolvere. Guardi, io non voglio essere ottimista, ma avevano detto all'1:30, ma hanno detto è possibile entro 3 ore. Però non è neanche corretto che la gente viva con questo punto interrogativo sulle spalle. Da un lato è vero che c'è un indennizzo automatico a chi abbia subito il distacco dell'energia per più di 8 ore, ma dall'altro è vero che non ci si può accontentare del solo indennizzo. Nel momento in cui dovessero maturare ipotesi di responsabilità, è chiaro che a questo punto il tipo di riflessione giuridica cambia. Io ho parlato col vice ministro Reo qualche minuto prima di arrivare in trasmissione, il vice ministro delle finanze, che mi ha detto che certamente slitteranno gli obblighi giuridici e quindi tributari che scadono il 31 luglio. Per la Sicilia ci sarà un mese di proroga probabilmente, dopodiché si aspetta che il governo si pronunci sullo stato di emergenza. 1 milione di euro dalla Regione per l'emergenza incendio a Bellolampo è la risposta alla richiesta di aiuto lanciata dal sindaco Roberto Lagalla. Nella discarica le fiamme sono spente ma continuano a covare sotto i rifiuti nella parte bassa della quarta vasca. Questo impedisce l'accesso anche alla terza vasca e dunque lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta non si è mai fermata, ma mentre la differenziata viene conferita regolarmente, la parte indifferenziata non può essere smaltita. Si cerca di soffocare il fuoco con grandi quantità di terra che viene gettata sopra i cumuli abbancati, operazioni lunghe e costose, da qui la risposta del presidente Schifani alla richiesta d'aiuto del sindaco Lagalla. Intanto scemano gli altri incendi, circoscritto quello di Altavilla, ripristinata la viabilità in zona Borgetto Partinico Monreale, in via di soluzione anche gli incendi attivi di questa mattina nel Messinese.
In visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù, colpita da uno degli incendi, invece l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha lanciato il suo grido di dolore a nome della comunità ecclesiastica. Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni. È colpa della politica, ha detto. La chiesa è stata semidistrutta dalle fiamme, andate perse opere d'arte e reliquie come il corpo di San Benedetto il Moro, copatrono di Palermo, insieme a Santa Rosalia. Il caldo ha un po' mollato la presa, ma non arretrano invece i disagi aeroportuali. A Palermo nuova aria condizionata disponibile solo dal 15 agosto, mentre dal 1 di agosto, per limitare il caos, sarà vietato l'ingresso nell'area gate dell'aerostazione fino a 2 ore prima del volo. E il presidente della regione Renato Schifani, così come aveva fatto prima di lui l'assessore al turismo Elvira Mata, lancia adesso un appello ai turisti. Venite in Sicilia, dice, l'emergenza è superata. Sarebbero dolosi ben 6 incendi su 10 e ci vorranno 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate e di lungo termine per la ricostruzione. 15 anni il tempo previsto per ripristinare ciò che è andato bruciato. A dirlo è la Coldiretti, che rimarca le stime della Protezione Civile siciliana, secondo cui sono oltre 60 milioni i danni causati in 2 giorni dai roghi. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Insomma, un danno enorme che è ancora solo provvisorio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza. Secondo il report del Corpo Forestale sono stati quasi 350 i roghi in Sicilia in 48 ore. Ma qual è l'identikit del piromane? Secondo gli esperti e dall'analisi delle persone già denunciate dal Corpo Forestale, si passa dal pazzo al criminale. C'è chi appicca il fuoco per sadico divertimento o per ripicca, chi per cosciente scelta economica o di malavita. Metti la truffa a un'assicurazione che poi dovrà pagare i danni. Per il ministro Musumeci non è una novità che in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale, spesso per fini speculativi. Ma c'è anche chi semplicemente per incuria non provvede allo sfalcio dei prati, lasciando l'erba alta pericolosamente infiammabile, o chi per leggerezza lancia una sigaretta accesa che trova terreno fertile per provocare un incendio. C'è chi poi, dando fuoco a terreni per ripulirli, non riesce a governare il rogo. Le temperature oltre i 40 gradi, il vento e l'assenza di precipitazioni fanno il resto. Indagano magistratura e forze dell'ordine. Intanto il governo, che con la premier Meloni ha ribadito la necessità di organizzare un piano di prevenzione che non sia però nella logica degli interventi frammentati, ha chiesto all'Europa un potenziamento della flotta europea dei Canadair. Si sarebbe sentita male in ascensore e, colta dal panico, avrebbe tentato di aprire le porte bloccandolo tra 2 piani. Non ci sarebbe stato nessun blackout, quindi dietro lo stop dell'ascensore, all'interno del quale ieri è stata trovata morta Francesca Marchione, la donna di 61 anni, deceduta a Palermo. Solo dopo ore i condomini del palazzo di Via Oreto, in cui la donna abitava, hanno dato l'allarme. Sulla vicenda sta indagando la procura di Palermo. Alcuni condomini già questa mattina assicuravano che ieri non ci sono stati blackout, ma nella zona ci sono stati diversi esercizi commerciali chiusi proprio per mancanza di corrente elettrica. Ieri abbiamo chiamato l'assistenza per l'ascensore che era guasto e nel modo di aprire si sono resi conto che c'era la nostra vicina di casa priva di vita. La donna, che viveva sola in casa, come ogni mattina stava uscendo, ma questa volta la sua quotidianità si è spezzata tra 2 piani dello stabile. La signora conduceva una vita piuttosto riservata, viveva al 7° piano del palazzo, in quella che un tempo era l'abitazione riservata al portiere dello stabile. Il Palermo torna a faticare in ritiro per la seconda fase di preparazione. Questa mattina a Pinzolo seduta tattica per la formazione rosanero, che ha lavorato in 2 gruppi separati. Eugenio Corini lavorerà principalmente sulla parte tecnica, spingendo sul 4-3-3, modulo prediletto dal tecnico rosanero. In ritiro blitz anche del presidente Mirri. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui. Quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ho parlato con loro, con Eugenio, quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene.
Dario Mirri non parla di mercato, ma il club si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la rosa. Il DS Rinaudo aspetterebbe ormai solo il via libera per Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas della Regina. Le trattative sono avviate da tempo e potrebbero essere definite nei prossimi giorni. Continua invece la sfida a 2 col Catanzaro per il talentino del Sassuolo Luca D'Andrea. Tra qualche giorno si capirà meglio la situazione e chi ha una posizione di vantaggio. Intanto i rosa avrebbero sondato il terreno. D'Andrea non inciderebbe sugli slot, essendo un classe 2004.